È venerdì 11 ottobre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Stamattina parleremo dell'uragano Milton e devastazioni in Florida, ne parleremo con un esperto in studio e poi ancora la campagna vaccinale scattata all'inizio di questo mese anti-influenzale e le giornate fai d'autunno per il prossimo fine settimana a partire da domani. Ma intanto c'è la cronaca per cominciare. A Catania sono stati 2 arresti, padre e figlio sono accusati di tentato omicidio. Sentiamo il servizio. Ci sono altri particolari sull'arresto di Carmen Palo, l'agente di polizia penitenziaria nel carcere di Giarred, ex vice sindaco del comune di Tala nel Messinese, accusato di corruzione aggravata dall'aver agevolato la mafia. La sua era un'amicizia nera, secondo la direzione antimafia di Catania, con Antonino Di Grazia in carcere, figlio del boss di Picanello, esponente di spicco della famiglia Laudani. La guardia carceraria, dalle indagini della squadra mobile di Catania, avrebbe fornito a Di Grazia informazioni riservate sulle banche dati in uso esclusivo delle forze dell'ordine. In più, avvertiva l'amico su possibili perquisizioni, tenuto conto che Di Grazia teneva illegalmente in cella un cellulare. Ma non solo, qualche volta gli aveva fatto utilizzare anche il telefono dell'ufficio per sentire parenti e amici. Tutto, secondo le indagini, per un tornaconto che permetteva a Palo di scommettere sulle partite di calcio a spese di Di Grazia, somme che lui stesso poteva utilizzare in autonomia per i favori offerti. Nell'inchiesta entra anche il sequestro delle quote societarie del bar Caffè Etna e di beni per 600.000 euro. Le indagini hanno fatto emergere l'intestazione fittizia del bar catanese a Prestanome per eludere misure di prevenzione. Vedremo fra non molto il servizio relativo agli arresti di padre e figlio nel quartiere San Giorgio a Catania per tentato omicidio, ma intanto proprio su questa vicenda sentiamo e vediamo con Emanuela Corsi come i giornali questa mattina affrontano e vanno ad approfondire ancora questo arresto del vice sindaco di Tala. Sì, andiamo sulla pagina di Catania della Sicilia di oggi e vediamo nel taglio basso appunto Etna Bar, il figlio del boss, e l'intestazione di Comodo. La GIP deciderà sulla richiesta di misura cautelare nei confronti del titolare dopo l'interrogatorio che non si è ancora tenuto nei confronti di Salvatore Di Grazia, indagato nell'operazione che ha portato nei giorni scorsi al sequestro preventivo delle quote societarie del noto appunto Etna Bar di San Giovanni Galermo, stimate per un valore di 600.000 euro. La GIP ha congelato la decisione sulla richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura a carico del figlio del boss dei Laudani, Orazio, dopo l'interrogatorio di garanzia fissato per la prossima settimana. Emanuele, fra poco torneremo da te per sì, altre notizie, per altri approfondimenti in attesa di indicazioni dalla regia sul servizio relativo agli arresti per tentato omicidio a Catania nel quartiere San Giorgio. Adesso andiamo a Palermo perché per la vicenda del cavallo di ritorno, cioè delle auto rubate, 14 automobilisti sono stati denunciati per favoreggiamento. Non hanno denunciato il furto dell'automobile, hanno pagato chiaramente chi gli ha rubato l'automezzo e per questo motivo, per riavere chiaramente indietro l'automezzo, per questo motivo sono stati denunciati. Sentiamo e vediamo il servizio. Non solo la banda che ruba le auto e poi le restituisce dietro il pagamento di un riscatto, anche gli automobilisti che pagano quel riscatto per riavere indietro la vettura commettono un reato. Sono 14 palermitani denunciati per favoreggiamento nei confronti della banda scoperta nelle scorse settimane. Tutti hanno pagato senza poi denunciare l'estorsione subita, anzi negandola. Il gruppo che ha agito con base nel quartiere dello Sperone è risultato responsabile di un vasto giro di riciclaggio di auto rubate, alle quali sono stati poi alterati i dati dei telai mediante nuove punzonature, riportando quelli di auto incidentate, quasi tutte inutilizzabili, acquistate per questi scopi. Ma non tutte le vetture venivano clonate, come si dice in gergo. Questo destino toccava soltanto a quelle non reclamate dai proprietari. 14 vittime del furto invece si sarebbero messe in contatto con la banda e avrebbero pagato per la restituzione, ma nonostante l'estorsione accertata dagli inquirenti, hanno poi negato di aver pagato, ostacolando le indagini e non consentendo di ricostruire quanto successo. Per queste persone è scattata la denuncia.
Rapine, estorsioni, ma soprattutto furti d'auto con il cosiddetto cavallo di ritorno sono una piaga che si è diffusa a macchia d'olio a Palermo, dove i furti sono all'ordine del giorno e spesso i mezzi rubati vengono restituiti proprio dopo il pagamento di un riscatto. La Procura di Palermo va avanti su questa strada, cioè quello del favoreggiamento per chi non denuncia. Esatto, può sembrare paradossale, però è così. Andiamo sulla pagina di Repubblica Palermo, pagina 7, auto rubate a Palermo, il cavallo di ritorno inguaia i proprietari. In 14 sono accusati di favoreggiamento, hanno negato di aver pagato per la restituzione del proprio mezzo. Di chi stiamo parlando? Sono impiegati, pensionati, liberi professionisti, negozianti, operai e casalinghe che hanno scelto di rimanere nella zona grigia. Hanno tra i 25 e i 65 anni, alcuni sono laureati. Quando sono stati convocati dagli inquirenti sono praticamente caduti dalle nuvole, hanno cercato di convincere i poliziotti che le vere vittime erano loro. Le scuse degli indagati sono state praticamente queste: ho ritrovato la macchina passeggiando allo Sperone, quindi queste sono più o meno poi le scuse addotte nel momento in cui sono stati interrogati. Grazie Emanuela. Parliamo in qualche modo ancora di automobili, ma in questo caso di velocità. Fra poco vedremo il servizio, come annunciato, sul tentato omicidio a Catania, perché torniamo a Catania. L'ultimo incidente che si è verificato lungo la circonvallazione ha portato all'attivazione, in realtà già stabilita, degli autovelox proprio su questa importante rete viaria. Saranno attenzionati chiaramente in modo particolare in questo caso gli automobilisti che supereranno il limite di velocità di 50 km/h. Mentre Anna, circondata dagli affetti più cari, lotta per la vita al San Marco, sulla circonvallazione di Catania è arrivato il momento degli autovelox, pronti a stanare chi scambia la strada per circuiti di Formula 1. L'obiettivo è quello di salvare vite umane o comunque di garantire una maggiore sicurezza stradale in un tratto tristemente noto per le morti di Chiara e Danilo e per il grave ferimento di Anna. D'ora in poi tolleranza zero per chi preme il piede sull'acceleratore e sanzioni che sfiorano le 4.000 euro per chi oltrepassa di 60 km/h il limite di velocità. Le statistiche parlano chiaro: negli ultimi decenni in Italia si muore più sulla strada che di terremoti. Se consideriamo il terremoto dell'Irpinia, il terremoto dell'Aquila, tutti insieme sono un numero di vittime inferiori alle 3.500 vittime che ogni anno abbiamo sulle strade in Italia, 10 morti al giorno, è inaccettabile. Sempre in tema di numeri, balza agli occhi un altro dato che si riferisce agli autovelox sulla circonvallazione. Abbiamo visto che in gennaio all'incirca il 37-40% soltanto rispettava il 50 km/h, a giugno si è passati ad oltre il 70% con una punta straordinaria a luglio di più dell'80%, perfino nei giorni feriali l'86% dei catanesi che ha rispettato i 50 km/h. Resta ancora da educare una buona fetta di indisciplinati, capaci di passare con il rosso negli attraversamenti pedonali di Viale Andrea Doria, come mostrano le immagini. Per loro, parola d'ordine: repressione. Sì, l'articolo 142 del codice della strada è molto severo, ci sono delle sanzioni che vanno da un minimo di 40-50 euro se si superano di 10 km/h il limite, ma si arriva a sanzioni ingentissime fino al ritiro della patente se naturalmente si raggiungono limiti superiori. Gli autovelox sono attivi sul viale Ulisse, sul viale Andrea Doria e sul viale Bolano, ed attenzione anche al TX Speed per la rivelazione automatica delle violazioni del passaggio con il segnale rosso. In questo caso sono già centinaia le multe recapitate. Il tema della sicurezza, il tema dei limiti di velocità sulla circonvallazione è piuttosto sentito a Catania città. Sì, sulla sicurezza ma soprattutto sul numero delle vittime si interroga anche il Senato cittadino. Vediamo infatti durante il Consiglio Comunale cosa ha detto l'opposizione al sindaco Trantino. Intanto vediamo dalla Sicilia, il titolo è: quante altre vittime serve il sovrappasso. Ancora una volta si chiede appunto
appunto quest'opera per consentire un attraversamento pedonale in totale sicurezza, nonostante appunto i T-Red e tutte le misure che l'amministrazione sta mettendo in campo. Attenzione puntata, dicevamo, sulla sicurezza al Consiglio Comunale prima che la seduta si interrompesse poi per problemi tecnici. Si riaggiornerà giovedì prossimo. Bonaccorsi e Bonaccorso del Partito Democratico hanno detto le tragedie in circonvallazione si sarebbero potute prevenire. Andiamo a vedere. Damian Bonaccorsi appunto aveva rilevato che gli incidenti di Chiara Adorno di un anno fa, ricordiamolo, e Danilo Di Maio, un ragazzo scomparso tragicamente nel 2017, erano appunto tragedie che si potevano prevenire. Quanto ancora dobbiamo aspettare e quali altre tragedie devono accadere affinché si trovino soluzioni risolutive? Questa è stata la domanda. E ancora, cosa ha fatto l'amministrazione? Sono apprezzate le discussioni, i tavoli tecnici, l'installazione dei semafori T-Red e degli autovelox, ma sul lungo termine cosa stiamo facendo? Il sindaco trantino nel consiglio del 9 novembre aveva affermato: abbiamo una serie di interventi da fare. Il primo, riprogettare il sovrappasso. Siamo al 9 novembre dello scorso anno, ricordiamo, subito dopo la tragica morte di questa ragazza Chiara Adorno e di questa studentessa appunto travolta prima da uno scooter e poi da un'auto all'altezza della cittadella universitaria. Però insomma di questo progetto del sovrappasso evidentemente non c'è ancora nulla di concreto, soltanto appunto semafori e T-Red, come abbiamo detto, e autovelox. Grazie Emanuela, fra poco da te per proseguire la rassegna stampa. Intanto andiamo a vedere il servizio di questi arresti avvenuti a Catania per un tentato omicidio nel quartiere San Giorgio. E andiamo avanti con la rassegna stampa. Sì, Angelo, allora partiamo dalla prima pagina di Repubblica Palermo di oggi, vediamo qual è l'apertura. Autisti a casa e bus in garage, il percorso tormentato dell'AMAT. La bozza del nuovo piano industriale della società di trasporto urbano contiene un allarmante report: assenteismo e vuoti in organico, in strada 50 mezzi in meno. Poi ZTL rimozione auto, si ipotizza la cessione. Quindi oggi Repubblica Palermo si concentra su questo tema del trasporto pubblico cittadino del capoluogo siciliano. E poi il caso buche e marciapiedi al comune, boom di cause per risarcimento danni appunto di cittadini che si trovano a percorrere delle strade colabrodo e spesso diventano appunto delle trappole per incidenti più o meno gravi. Poi oggi si ritorna a parlare ancora degli orfani del reddito di cittadinanza che dovevano con questo nuovo sistema chiamato GOL ottenere un'occupazione. Ecco, il limbo dei 320.000 orfani del reddito che si lamentano e dicono: siamo abbandonati da tutti. Poi la Sicilia che si svuota, ancora una volta parliamo di gente che emigra, di solito sono i giovani che cercano un futuro, insomma, lontano dalla terra natia, poi per trovare soprattutto occupazione. Ma oggi Repubblica dice: l'ultima emigrazione è quella invece dei nonni, i nonni che vanno a raggiungere appunto i parenti che magari figli, nipoti che vivono nel nord Italia. Bianchi, la politica pensi meno al folklore. E oggi l'immagine che ci propone in questa fotonotizia Repubblica Palermo è di Mussumeli in provincia di Caltanissetta, un altro centro che purtroppo vive uno spopolamento continuo. Andiamo a vedere all'interno la notizia di apertura con il trasporto pubblico di Palermo, assenze, pochi autobus e ritardi, la corsa ad handicap dell'AMAT, la bozza del piano industriale che verrà presentato la prossima settimana evidenzia deficit e criticità dell'azienda dei trasporti. Ci sono 100 conducenti in meno, dicevamo, in strada mancano 50 mezzi al giorno e si ipotizza la cessione della gestione della ZTL e rimozione auto. Ancora andiamo a vedere invece questa notizia
buche marciapiedi al comune, 500 cause di risarcimento danni. L'ultimo episodio è quello di un 65enne morto dopo essere stato sbalzato dalla sua bicicletta a causa di una voragine in strada. Qui naturalmente siamo di fronte ad un caso estremo, quindi di un incidente mortale, però ci sono tanti incidenti quotidianamente dove tante persone poi appunto intentano delle cause contro il comune perché hanno riportato dei danni fisici. E poi vediamo questa Sicilia che si svuota. L'intervista al direttore dello Svimez Bianchi, che dice: il vero dramma è la fuga dei giovani, la politica badi meno al folklore. Ogni anno vanno via 70.000 neolaureati, questa emigrazione di qualità allontana investimenti nell'isola. Bisogna colmare il gap nei servizi, occorre favorire la creazione di asili nido e tempo pieno, per esempio. E poi ancora parla sempre Bianchi: l'autonomia differenziata rischia di ampliare i divari di cittadinanza e aggravare il quadro. Ma come dicevamo, non vanno via soltanto i giovani neolaureati, ma anche tante persone anziane al nord per sostenere figli e nipoti. L'ultimo esodo è appunto quello dei nonni. Il racconto di questo insegnante in pensione, Egidio Terrana, che è di Grotte, si è trasferito in Toscana dove lavora la figlia. Questo è soltanto uno dei tanti casi appunto di persone over che poi vanno a raggiungere, come dicevamo, i parenti che si sono trasferiti in altre zone del nostro paese. Andiamo a vedere le altre prime pagine. Giornale di Sicilia. Allora, la sanità, il lento cammino dei reparti salvavita, riparte dopo un lungo stop il piano varato nei giorni caldi del Covid per potenziare le terapie intensive, il traguardo nel 2026. E poi si parla ancora di questo strano clima, di questo caldo anomalo ormai da un anno, alberi da frutto in fiore 6 mesi prima. Le piante vengono ingannate dalle alte temperature e la Coldiretti denuncia soffrono pure le api. Possiamo dire che effettivamente è un autunno molto strano, Angelo, cioè ancora ieri nella città di Catania si registravano oltre 30 gradi. Direi anche 34, anche 35. 34-35, siamo decisamente su temperature estive al di fuori della media stagionale, e questo naturalmente ha delle ripercussioni gravi soprattutto sulla natura, oltre poi sulla siccità di cui parliamo ormai da molti mesi. E poi un'analisi sul doppio ruolo dei pannelli solari in agricoltura. Da un lato forniscono energia pulita, allo stesso tempo però migliorano la resa dei terreni, proteggendo le colture dagli effetti negativi del cambiamento climatico come l'eccesso di calore e la siccità. Sono stati tanto demonizzati perché spesso si è detto ormai tante zone della Sicilia, della nostra terra, sono ormai piene di pannelli solari, però effettivamente potrebbero avere anche dare anzi un aiuto al comparto agricolo. Poi oggi il Giornale di Sicilia torna ancora sugli abusivi alla fiera. Gli abusivi invisibili per mesi, ispezioni dal festino, nessuna traccia dei 2 sedicenti guardiani che gestivano questi spazi senza autorizzazione, controlli a vuoto dopo la segnalazione di luglio. Andiamo a vedere le principali notizie di oggi anche sulla prima pagina della Sicilia e abbiamo intanto il bonus Natale, ecco come sarà per i famosi 100 euro che i dipendenti troveranno in busta paga. Serve però una richiesta e poi la prima casa non fa reddito. Queste sono alcune degli elementi appunto per poter chiedere poi questi 100 euro. Ma si parla soprattutto in primo piano della salva casa in Sicilia che è sul tavolo del presidente Schifani, in bilico però la sanatoria su ville a mare. Andiamo a vedere questa notizia. Quindi in giunta il salvacasa di Salvini, la misura voluta dal ministro per sanare delle piccole difformità ed evitare poi lunghe trafile burocratiche, soprattutto per chi deve poi vendere gli immobili. Ecco, andiamo veloci.
La sanatoria invece è al palo. La speranza di Savarino, della deputata, è che le Casalmare non arrivino a rallentare il percorso. Cos'è la storia delle case a mare? Cioè sanare quelle case che si trovano a pochi metri, a 150 metri dalla battigia, che sono state costruite tra il 1976 e il 1984. Questa sanatoria era stata proposta dal capogruppo di Fratelli d'Italia Giorgio Assenza ed era stata sostenuta da tutto il centrodestra. Ora la paura è che proprio questo possa invece bloccare l'iter per recepire la norma, il salvacasa, il cosiddetto salvacasa di Salvini. Andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud, velocemente, la prima pagina. Anche qui la sanità in primo piano, come sul Giornale di Sicilia. Riapre i cantieri, la Sicilia riapre i cantieri. 600 nuovi posti letto, Papardo e Milazzo tra le opere più attese, azzerati i contenziosi, finanziati i progetti, la Regione fa ripartire i piani del 2020 che poi erano rimasti bloccati, sappiamo, anche perché abbiamo vissuto dei momenti drammatici proprio per quanto riguarda la sanità con la pandemia. E poi vediamo la sentenza della Cassazione nel taglio centrale: duplice delitto a Ucria, pena ridotta a 20 anni. Il 33enne macellaio di Paternò, Salvatore Russo, uccise al culmine di una banale lite Nuccio e Fabrizio Contiguglia. E ancora l'emergenza carceri, che è sempre più grave. La garante dei detenuti a Messina, carcere e diritti, dopo doppio incontro al Dipartimento di Scienze Politiche alla casa circondariale di Gazzi. Grazie Emanuela, con te ci ritroviamo fra poco e come ogni mattina a quest'ora adesso andiamo a verificare quali sono le notizie sulla viabilità, sul traffico, sulla rete chiaramente viaria della Sicilia orientale. Lo facciamo con la polizia stradale del compartimento della Sicilia orientale e sentiamo questa mattina con noi da Messina l'assistente capo Ivan Lanzo. Buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori dal compartimento Autostrada Sicilia Orientale, sezione di Messina. Oggi non si registrano particolari disagi per la viabilità autostradale, se non per i consueti rallentamenti a causa dei lavori tra gli svincoli dei paesi etnei e di San Giorgio in tangenziale di Catania. Stessa situazione nella zona Canalicchio per tutti i veicoli diretti a Catania Centro. Ricordiamo inoltre che risulta ancora chiuso lo svincolo di Enna per tutti i veicoli che percorrono la 19 Catania-Palermo, quindi soltanto in direzione Palermo. Mentre in aventi fra Patti e Brolo persiste la chiusura della galleria Calavà. Pertanto sull'opposto senso di marcia è stato istituito il doppio senso di circolazione, con divieto di transito per i mezzi pesanti. Recenti deroghe però consentono anche a tale categoria di veicolo il transito in determinate fasce orarie. Invitiamo comunque tutte le persone interessate a visionare l'ordinanza anche mediante l'app del CAS che è messo a disposizione il Consorzio Autostrade Siciliane. Prima di salutarvi vogliamo sempre dare un consiglio come quello che prima di mettersi in viaggio è sempre buona norma controllare lo stato generale del nostro veicolo. In previsione anche della stagione invernale e quindi delle piogge è buona norma controllare lo stato dei nostri pneumatici e la pressione per una migliore stabilità del veicolo. Ricordiamo, qualora il veicolo ne sia dotato, di controllare anche il ruotino o la ruota di scorta, perché in caso sia necessaria sarebbe meglio verificare la pressione anche della stessa. E per oggi è tutto, una buona giornata e un buon viaggio dalla Polizia Stradale. Grazie per questo prezioso contributo. Vediamo anche la situazione stamattina del traffico sulla città di Catania, in particolare sulla circonvallazione, per verificare un traffico abbastanza fluido, mi pare di capire, in direzione ovest, mentre a est, forse per intenderci, per chi chiaramente vive a Catania o comunque conosce la realtà, in direzione Ognina è certamente più rallentata e questa mattina la viabilità e la circolazione. Adesso una breve sosta per noi e dopo torneremo a parlare di rassegna stampa, le notizie dall'Italia e dall'estero con Emanuela Corsi.
Torniamo ai giornali con Emanuela Corsi. Sì, Angelo, il tema del giorno è sicuramente rivolto verso il Medio Oriente dopo quanto accaduto ieri, cioè Israele ha colpito a cannonate le postazioni dell'UNIFIL, insomma questo presidio dell'ONU. Andiamo a vedere appunto la prima pagina di Avvenire e questo è il titolo di oggi. Israele spara sull'ONU. Colpito il centro UNIFIL di Naqoura e alcune delle basi dove operano anche i militari italiani. Feriti 2 indonesiani, la condanna unanime della comunità internazionale. Crosetto, escluso l'errore, questo è un crimine di guerra. Cosa è successo negli ultimi giorni? Tel Aviv aveva chiesto l'arretramento dei caschi blu dalla cosiddetta linea blu, quella di confine tra i due stati, lo Stato israeliano e lo Stato libanese, ma il contingente è rimasto sulle sue posizioni. Come era già accaduto in passato, dopo l'avvertimento Israele praticamente è intervenuta militarmente. Dalla CEI 1 milione intanto per la popolazione libanese, scrive oggi Avvenire. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. Attacco a UNIFIL, l'ira dell'Italia. Feriti 2 caschi blu indonesiani, illesi i soldati italiani. Ricordiamo che ci sono più di circa 1200 soldati italiani appunto presenti in questa zona cuscinetto. Borrell dice un attacco inaccettabile, Parigi, ora Netanyahu deve spiegare. E appunto Israele che colpisce le basi ONU in Libano con Crosetto che parla di crimine di guerra. Poi per quanto riguarda sempre il fronte guerra ci spostiamo in Ucraina. Ieri Zelensky ha incontrato a Roma Meloni. L'incontro a Roma a sostegno a Kiev, l'Italia ribadisce appunto il pieno appoggio allo Stato, questo è l'impegno del vertice di Roma tra Meloni e Zelensky. E poi vi faccio vedere sempre sulla prima pagina del Corriere una notizia di sport. Nadal annuncia il ritiro dal campo, il ritiro di Nadal, immenso lottatore dall'animo buono. L'annuncio del campione spagnolo. Federer, ricordi indimenticabili. Tra l'altro Nadal, che è sempre stato, diciamo, ha sempre visto come nemico Federer solo sul campo, chiaramente, perché poi tra di loro c'è sempre stata una grande amicizia, ha pianto quando Federer si era ritirato e lo stesso è accaduto, al contrario Federer appunto ha scritto un bellissimo messaggio per Nadal pieno di commozione. Ma intanto andiamo a vedere un altro tipo di notizia, cioè quanto sta accadendo nel Libano, nel sud del Libano, in questa zona cuscinetto dove appunto si trova il contingente UNIFIL. Colpi sulla missione ONU, Roma protesta con Israele. Andiamo a vedere in questa cartina esattamente di che cosa stiamo parlando, dove si trova questo contingente. Al di sopra della linea blu, che sarebbe la linea di confine, dicevamo, tra i due stati, quindi il Libano al nord e Israele a sud. Questa zona in giallo è proprio la zona dove si trovano questi soldati ONU, i caschi blu, che diciamo presidiano quest'area proprio per garantire la pace e per evitare che ci possa essere un'invasione, soprattutto da parte di Israele nei confronti del Libano. Quindi leggiamo ancora, pagina 3, disattesi gli accordi, mi aspetto delle scuse, queste sono le parole di Tajani, il diritto internazionale deve essere rispettato, bene che ora venga aperta un'inchiesta. Ancora andiamo a vedere perché Israele attacca la forza UNIFIL, armi, manovre e corridoi militari, l'esercito non vuole ostacoli. Quindi diciamo c'è una doppia ipotesi perché Israele vuole che appunto arretrino questi soldati che si trovano in quest'area. Intanto una di immagine internazionale e una militare. Israele non vuole l'UNIFIL per non avere testimoni dei suoi combattimenti, ad esempio dell'uso di armi chimiche vietate come il fosforo bianco, e poi anche per un motivo tattico comando e riservisti stanno
stanno penetrando in territorio libanese, soprattutto dalle fattorie Shiba che sono al limite di nord-est del Libano meridionale. Quindi se UNIFIL si ritirasse così come vuole Israele, si aprirebbe un corridoio e questo consentirebbe proprio alle truppe israeliane di poter penetrare all'interno dello Stato libanese. Andiamo a vedere altre notizie. Credo che abbiamo poco tempo a disposizione, quindi restiamo magari sul Corriere. Vediamo intanto Milton, l'uragano Milton che ha colpito la Florida, fa 10 vittime e si riaccende lo scontro politico. L'uragano ha causato decine di tornado e poi chiaramente sul fronte politico le accuse tra Biden-Harris, tra i due asse, Biden-Harris da un lato e poi Trump dall'altro, appunto per come è stata gestita questa emergenza, quella che Biden ha definito praticamente l'uragano del secolo. E poi parliamo anche della manovra, arriva il piano casa per chi si sposta per lavorare. C'è quest'ipotesi sul tavolo del ministro Giorgetti, cioè di aiuti sull'affitto, dietro anche delle richieste di Confindustria che spesso non riesce a reperire operai, e quindi un aiuto potrebbe essere proprio questo, l'aiuto economico sull'affitto per chi magari si sposta e va a lavorare da un'altra parte. Gasparri interviene, Gasparri di Forza Italia dice sugli immobili non ci sarà nessun aumento rispetto poi alle dichiarazioni appunto del ministro Giorgetti di questi ultimi giorni, e Schlein invece che parla di imposta sui super ricchi. Cosa c'è nel mirino del Ministero dell'Economia? Soprattutto il catasto, quella che l'adeguamento della rendita catastale degli immobili. Questa è l'ipotesi che il governo sta studiando, soprattutto per quegli immobili che sono stati riqualificati e ristrutturati con il super bonus. Quindi questo però è previsto già dai commi 86 e 87 della legge di bilancio del 2024, che prevedono controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni per chi ha ottenuto appunto il super bonus, e quindi l'invio delle cosiddette lettere di compliance ai contribuenti scelti proprio su basi specifiche e su liste che sono state selezionate. Questa obbligatorietà della comunicazione però non vale per tutti i bonus. In questo momento diciamo ci si concentra proprio sul super bonus, che poi diciamo implicava anche un aumento, un miglioramento della classe energetica degli immobili per esempio, e quindi questo di conseguenza si traduce con un valore anche immobiliare più alto, una rendita catastale più alta. Dicevamo la manovra che il governo sta studiando. Intanto lunedì verrà varato il documento programmatico di bilancio che dovrebbe contenere la cornice appunto della prossima manovra economica, che dovrebbe valere 25 miliardi, ma al momento mancano 9 miliardi di coperture. Quindi siamo su Repubblica, vertice Giorgetti, Leo, mancano 9 miliardi, nel mirino ci sono canone Rai, giochi e web tax. Grazie, molto bene. Adesso vediamo il meteo, torneremo più avanti ai quotidiani con Emanuela Corsi, noi ci rivediamo fra pochissimo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì prevalenza di sole sul nostro territorio, sarà solo possibile qualche isolato disturbo in mattinata sulla bassa Calabria, così come sull'Appennino settentrionale e su est Alpi. Alta pressione dominante sulla Sicilia, sole dunque protagonista con cielo sereno o al più qualche nuvola, guardate, transiterà in mattinata specialmente sul versante tirrenico. Venti ancora sostenuti sulle zone costiere con mari mossi e con temperature massime che localmente raggiungeranno punte di 28-29 gradi. Per quanto riguarda la giornata di sabato non avremo grandi variazioni, sarà ancora un sabato soleggiato in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. I venti dunque saranno in attenuazione, con mari poco mossi e con temperature massime che saranno in lieve calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
Eccoci, buongiorno Sicilia con il primo ospite della nostra giornata. Ringrazio per la sua presenza in studio Luigi Pasotti, che è il dirigente dell'unità operativa del SIAS, vale a dire del Servizio Informatico Agrometeorologico Siciliano. E in parole povere, che cos'è? Così facciamo capire a chi ci segue da casa. È un servizio che controlla l'andamento del tempo, misura le temperature, le precipitazioni. Abbiamo un problema nel frattempo, mentre sistemiamo il suo microfono, perché pare che ci sia qualche problema di carattere di alimentazione. Cioè, la pila probabilmente in questo momento non sta dando quello che dovrebbe dare, quindi energia per fare sentire la sua voce. Abbiamo fatto una sorta di pit stop in diretta mentre eseguiamo questa operazione che di fatto adesso è conclusa probabilmente, attenzione perché c'è un incastro di fili, ma nessun problema, ecco ce l'abbiamo fatta, eccoci di nuovo con il dottore Pasotti. Stavamo dicendo che cos'è il SIAS, così ci spieghi meglio. Il nostro è un servizio meteorologico dedicato specificamente all'agricoltura, cioè un servizio che segue l'andamento delle temperature. Abbiamo una rete di stazioni che misurano precipitazioni, temperature, umidità, velocità e direzione del vento, quindi controlliamo il tempo che si è verificato e prevediamo quello che si verificherà. Allora, noi abbiamo visto prima le previsioni meteo di oggi, di domani. L'alta pressione continua a dominare su questa parte dell'Italia, in modo particolare sulle due isole, diciamo, ma la Sicilia in particolare, questo Mediterraneo che è preda praticamente di una sorta di è ostaggio, fra virgolette, dell'alta pressione, che non è l'anticiclone delle Azzorre, ma è l'alta pressione africana. Nordafricana, sì, è veramente un anno terribile per quello che riguarda la scarsità di perturbazioni efficaci che portano piogge. A Catania siamo a circa 240 mm di pioggia caduti negli ultimi 12 mesi, quindi un quantitativo veramente che si è verificato pochissime volte nella storia, una siccità che si va aggravando, diciamo, le soluzioni puntano sul ritorno delle piogge, ecco, ma questo ritorno delle piogge sta tardando, quindi una situazione molto difficile come impatto per l'agricoltura, anche per la vita civile, soprattutto in quelle zone dove l'approvvigionamento idrico è in crisi. Allora, sulla base dei modelli che avete a disposizione, perché voi chiaramente avrete dei modelli matematici e degli algoritmi che producono ed elaborano quelle che possono essere le previsioni, al momento che cosa ci possiamo aspettare? Prima di arrivare poi al tema di questa mattina. Sì, purtroppo al momento abbiamo ancora parecchi giorni senza piogge significative, tutta questa settimana, all'inizio della prossima, ecco, poi nella seconda parte del mese ci sarà qualche passaggio perturbato, spingerci oltre la settimana, questo non lo facciamo mai, ecco, ma verso il 22-23 di ottobre sembra che si dovrebbe creare una situazione più favorevole per le piogge, ecco. Poi abbiamo le previsioni stagionali prodotte dal sistema Copernicus che si spingono ai prossimi mesi, quindi diciamo hanno ancora un'affidabilità molto limitata, ma ci danno un orientamento di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi, e abbiamo tutto sommato da un lato diciamo previsioni che ci confortano perché parlano di un ritorno delle piogge, di precipitazioni che nei mesi di novembre, dicembre e gennaio dovrebbero essere nella norma. Ecco. Il problema in questo momento è che l'agricoltura con queste piogge potrebbe tirare un sospiro di sollievo, potrebbero essere avviate le semine dei cereali tradizionali, ecco, con una situazione meno difficile. Invece queste piogge, se saranno di questa entità, avranno più difficoltà a ricostituire le riserve degli invasi, perché abbiamo dei terreni molto secchi, molto asciutti, che sono ancora in grado di assorbire grossi quantitativi di pioggia prima che comincino a rilasciare acqua nei fiumi per poter rifornire gli invasi. Beh, incrociamo le dita e speriamo bene. Adesso, dottore Pasotti, mi permetta di salutare. Andiamo in Florida. Buongiorno. Abbiamo il collegamento. Un attimo che mi metto un attimo che prendo un posto come si
Sì, cerchiamo di stabilizzare il collegamento. Andiamo in Florida per parlare dell'uragano Milton e abbiamo una testimonianza diretta che ci arriva proprio da quell'area del pianeta che non è nuova comunque a questo tipo di situazioni meteorologiche. In attesa di perfezionare il tutto, ci può spiegare, dottore Pasotti, cosa sono questi fenomeni? Perché avvengono questi fenomeni? Perché si forma l'uragano? Beh, questi fenomeni diciamo sono abbastanza caratteristici proprio di quell'area geografica tropicale, proprio di questo periodo, perché al termine del periodo estivo si raggiunge la massima temperatura degli oceani. Questa grande quantità di calore accumulato dagli oceani stessi, la cui temperatura raggiunge, l'acqua degli oceani raggiunge temperatura anche di 27-28 gradi, ecco, questa grande quantità di calore accumulato, quando cominciano ad arrivare da nord correnti un po' più fresche, determina un riscaldamento dei bassi strati dell'atmosfera sopra l'oceano, che entrano in contrasto invece con aria più fredda che si trova in quota. Quindi sostanzialmente si attivano dei moti ascensionali che mano a mano si rinforzano, vengono continuamente alimentati dal calore ceduto all'atmosfera dagli oceani, e se le condizioni al contorno lo consentono, ecco, provocano la formazione di queste depressioni, dei cali di pressione assolutamente forti, ecco, che alimentano continuamente l'accelerazione del moto circolare delle masse d'aria intorno a questo nucleo. Il problema diciamo, quindi gli uragani sono un fenomeno assolutamente naturale, ecco, quello che preoccupa in questo momento è l'aumento della frequenza, l'aumento dell'intensità degli uragani. Questo uragano, prima di arrivare sulla terraferma, ha raggiunto la scala 5, che è la scala massima della scala Saffir-Simpson, che classifica appunto l'intensità degli uragani. Vuol dire che abbiamo avuto venti anche oltre 250 km all'ora assolutamente distruttivi, e la Florida ha sperimentato, proprio perché i meteorologi hanno previsto questa questa fortissima intensità, hanno proprio consigliato l'evacuazione di una buona parte dello stato della Florida. Parliamo di milioni di persone che si sono dovute allontanare dalle aree più pericolose. Io la interrompo perché abbiamo probabilmente una testimonianza in diretta, dico probabilmente perché il collegamento è difficoltoso, là manca l'energia elettrica, esatto. La situazione è complicata, i venti, come diceva lei, sono stati elevatissimi. Saluto e do il buongiorno a Loredana Peterson. Buongiorno Loredana. Buongiorno, buongiorno. Grazie per la sua testimonianza. Sappiamo che non si vive in condizioni facili in questo momento. Fra l'altro là dalle vostre parti è piena notte, qui sono le 9 del mattino, quindi che ora è là? Sono le 2 sì, le 2:44 del mattino. Quindi le 3 meno un quarto del mattino, diciamo così. Esatto. I disagi più forti sono stati legati all'avvento, al fatto che adesso non c'è più energia elettrica, perché sono tantissime le contee dove manca praticamente l'energia elettrica. Parliamo di milioni di persone, quasi 2 milioni, quasi 3 milioni, chiedo scusa, di persone sono senza energia elettrica. La paura maggiore qual è stata? Allora, sicuramente c'è stato tanto panico, nel senso che il vento, la pioggia è stata pazzesca, il vento terribile, però sicuramente il disagio dell'elettricità è tantissimo. Elettricità ed internet, ovviamente, perché ovviamente non avendo elettricità non abbiamo neanche internet, quindi questo è sicuramente un problema grosso. Quello che stiamo vedendo è un video che hai girato tu, ci mostra quello che realmente è successo, quali sono i danni, quali sono le situazioni, con magari i tetti che vengono scoperchiati, con il vento forte che soffia. Certamente capisco, prima il dottore Pasotti diceva che c'è un'abitudine da quelle parti al verificarsi di questi eventi estremi, però probabilmente questo rispetto ad altri è stato ancora più violento. Sì, è stato molto violento e sicuramente la paura è stata tanta.
Noi viviamo per fortuna in un posto un po' più inland, quindi un po' più lontano dall'acqua, dal mare, per cui non avevamo tantissima paura in quel senso, però sicuramente sì, tanto panico. Tanto panico. Sì, scusami, adesso la difficoltà maggiore qual è, a parte l'energia elettrica, l'approvvigionamento anche di quelle che sono, diciamo, i generi alimentari, quelli di vita quotidiana. Esatto. Sì, infatti tutti qua dicono che, cioè, intanto ovviamente i supermercati sono chiusi praticamente fino a domani, e poi è molto difficile trovare acqua, è difficile trovare pane. Quindi sì, proprio le cose essenziali. Però è anche vero che siccome, come diceva lei, noi siamo abituati a queste cose, l'avevano previsto e quindi già quasi tutti quanti eravamo pronti, diciamo tra virgolette, a questo, e quindi eravamo già, la maggior parte delle persone sono pronte a casa, hanno già le provvigioni. Però una cosa che volevo dire è che la cosa che mi ha sorpreso tantissimo di abitare qui è che sì, è vero che ci sono cose del genere, questi eventi succedono, però è anche vero che il senso di comunità è molto, molto sentito qui, quindi devo dire che ieri appena ci siamo svegliati tutti fuori con i miei vicini, ok, chi ha bisogno di aiuto, cosa dobbiamo fare, siete a posto? C'è veramente questo senso di comunità incredibile. E quindi già ieri sera tutti per le strade a pulire, cosa possiamo fare, cosa avete bisogno, quindi questa è una cosa molto bella, mi piace. Grazie Loredana per questo contributo dalla Florida e un'ultima osservazione, diciamo i vicini c'è grande solidarietà, c'è grande partecipazione, ci sono stati aiuti, interventi da parte, là in America e negli Stati Uniti ci sono diversi livelli, no? C'è lo Stato, diciamo, esattamente, poi ci sono gli aiuti federali. Cosa stanno facendo per tutti voi? Allora, in realtà ovviamente in questo momento c'è tanto, la gente si lamenta ovviamente proprio per questa cosa elettricità, perché ovviamente non essendoci elettricità manca tutto in questo senso, in questo momento. Le scuole sono chiuse, in questo momento non tantissimo, però penso che già da domani verranno nelle strade, chiederanno se qualcuno ha bisogno di qualcosa, insomma, questo sì, sicuramente. Insomma, piano piano. Siamo molto consapevoli che comunque questa cosa bisogna prenderla pian piano e bisogna vederla giorno per giorno. Grazie, intanto buonanotte, perché adesso grazie per essere stata con noi, ha interrotto, diciamo, il sonno per collegarsi dalla Florida. Loredana Peterson, grazie, in bocca al lupo. Grazie tantissimo, una buona giornata a tutti voi. Grazie, volevo diciamo, per questo collegamento ringraziare anche il collega Walter Angelucci che ha fatto, diciamo, da tramite per poter realizzare stamattina questa connessione che è stata difficilissima perché la manca l'energia elettrica, mancano le connessioni internet. Prima di salutare il dottore Pasotti, c'è da preoccuparsi dalle nostre zone, il Mediterraneo è un mare sereno da questo punto di vista? Allora, non è un mare sereno e questo l'abbiamo già sperimentato in alcuni episodi, anche negli ultimi anni. Abbiamo avuto delle tempeste subtropicali di notevole intensità, basti pensare, dico qualche data, ecco il 26 ottobre 2021 a Catania, ricordiamo lì si trattò di una tempesta subtropicale che si temeva potesse evolvere in Medicane, poi di fatto non successe, ma comunque fu un episodio, una tempesta subtropicale di intensità molto notevole. Ecco, da noi non si possono verificare fenomeni di questo tipo perché abbiamo dei mari confinati, non abbiamo l'estensione
oceanica, che è quella che permette lo sviluppo di velocità di vortici così veloci, di velocità del vento così elevate. Anche in Florida ora, non appena l'uragano toccato terra, è passato dalla categoria 5 velocemente alla categoria 3 e poi 2, ecco. Quindi per fortuna quando questi uragani cominciano a interessare la terraferma non vengono più alimentati da questo flusso di calore che viene dal mare. Noi abbiamo un mare, il Mediterraneo, che in proporzione all'oceano è relativamente piccolo, quindi diciamo non raggiungeremo mai intensità di questo tipo, ma abbiamo sperimentato però gli ultimi anni che siamo comunque soggetti a dei cicloni di tipo tropicale, si chiamano tropical like cyclone, no? Simili a quelli tropicali di notevole intensità, ecco. Quindi anche le velocità del vento non raggiungeranno i 200 km all'ora, ma abbiamo sperimentato che raggiungono facilmente i 110-120 km all'ora, quindi diciamo anche noi abbiamo bisogno di un sistema di allertamento e un sistema anche di organizzazione, come è stato molto efficiente in questo caso. Diciamo, abbiamo notizia di 16 vittime, però su un territorio molto vasto, significa che anche lì qualcosa si può migliorare, ma anche noi possiamo migliorare la nostra, diciamo, diminuire la nostra vulnerabilità, perché purtroppo con il cambiamento climatico è previsto che eventi di questo tipo saranno più frequenti anche negli Stati Uniti. Noi solo 2 settimane fa c'è stato l'uragano Helene che ha interessato più direttamente il Messico e la zona più occidentale. Ecco, quello che anche un organismo internazionale come il World Weather Attribution ha stabilito è che ha osservato è che è aumentata la frequenza, è aumentata la possibilità di fenomeni così intensi. Grazie dottore Pasotti, è stato davvero chiaro, abbiamo sentito la testimonianza di Loredana Peterson direttamente dalla Florida. Ci dobbiamo fermare, il tempo è quello che è, un argomento interessantissimo, però ahimè abbiamo diciamo una scaletta da rispettare. Ci rivediamo presto, magari faremo il punto di quello che succede in Sicilia anche da un punto di vista della siccità. Fra poco con noi ci saranno con noi gli esperti che ci consiglieranno cosa fare per la campagna vaccinale per l'influenza. Fra pochissimo a Buongiorno Sicilia. Buongiorno. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Come ogni anno in questo periodo si comincia a preoccupare dell'arrivo dell'influenza. Autunno, poi inverno, sono i mesi più freddi, quelli che ci abbiamo a vivere, e in questi mesi si proliferano quelle che sono le sindromi influenzali, li chiamano così, però poi c'è l'influenza vera e propria che arriva e a un certo punto poi mette a letto un po' di persone, milioni di persone. Per parlare di questo abbiamo in studio il direttore del servizio epidemiologico dell'ASP di Catania, il dottore Mario Morello, buongiorno. Buongiorno. Ed il responsabile della unità operativa che si occupa proprio dell'attività vaccinale della città metropolitana di Catania e quindi di Catania città e della sua provincia. Buongiorno a Gabriele Giorgianni. Allora, comincio con il dottore Morello. C'è tutto pronto per la campagna vaccinale come ogni anno, arrivate diciamo, tra metà di ottobre e poi la fine di novembre, forse il periodo quello più intenso e quello migliore per potersi vaccinare. Infatti la campagna vaccinale inizierà il 14 ottobre, a metà ottobre come ogni anno, con la vaccinazione presso i nostri ambulatori e soprattutto presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, che da alcuni anni collaborano attivamente svolgendo quasi tutta l'attività vaccinale nei loro studi. Quest'anno abbiamo un'ulteriore novità: i pediatri hanno appena concluso un accordo con la Regione e anche loro somministreranno il vaccino antinfluenzale assieme ad altri vaccini, ma soprattutto l'antinfluenzale, ai bambini loro assistiti. Quindi quest'anno, lo scorso anno questo accordo è stato stipulato a dicembre, quindi quest'anno è stato stipulato prima, quindi partiremo in tempo con tutte le attività
quasi pronti. I vaccini sono giunti già a destinazione e quindi lunedì cominceremo con la vaccinazione. Allora, il dottore Giorgianni, invece, al dottore Giorgianni, che è responsabile proprio di questa attività, no, sul campo, che va a coordinare tutto quello che succede sul campo, chiedo che tipo di attività svolgete voi? Cioè, cosa fate nel concreto? Materialmente contattate il medico di famiglia, fate avere al medico di famiglia tutti i vaccini in modo che li abbiano a disposizione, oppure coordinate l'attività dei medici di famiglia e non solo quella? Allora, diciamo che appunto la campagna antinfluenzale è condotta per la maggior parte dai medici di base. Noi abbiamo più un ruolo, come dire, di governance, di coordinamento, per cui il medico di base si approvvigiona dei vaccini con noi e noi facciamo tutta un'opera anche di formazione per quanto riguarda l'utilizzare il giusto vaccino alla giusta persona, perché c'è un target, per esempio gli over 60 vanno vaccinati con i vaccini cosiddetti potenziati, che quindi hanno un'efficacia maggiore anche perché sono i soggetti più a rischio. Quindi abbiamo cominciato anche attività di confronto anche con i medici di base, stiamo organizzando anche degli eventi formativi, soprattutto per i medici di base che si approcciano per la prima stagione alla loro prima campagna antinfluenzale, per cui abbiamo questo rapporto continuo con i medici di base. E poi comunque anche nei nostri ambulatori di vaccinazione può essere effettuata la vaccinazione antinfluenzale, quindi il cittadino, diciamo, ha più scelte, anche le farmacie verranno coinvolte nella campagna antinfluenzale. Dottore, però, diciamo, sì. la maggior parte, ecco, delle vaccinazioni viene effettuata presso il medico di medicina generale. Torno dal dottore Morello, perché l'influenza è una malattia stagionale, sappiamo, è una malattia insidiosa, perché Certo. sì, è una banale influenza, si dice, però questa influenza è tra le 10 cause di morte del nostro paese, quindi va attenzionata per i soggetti fragili, come diceva prima il dottore Giorgianni, gli over 60, ma non sono soltanto loro i soggetti fragili, perché ci sono c'è una platea piuttosto ampia. Al di là dell'età, che è quella che ha maggior rischio, ci sono altre categorie che sono a rischio di contrarre l'influenza e sono soprattutto i soggetti con patologie importanti, il diabete, patologie immunitarie, patologie metaboliche. Quindi la vaccinazione è indicata anche a questi soggetti, anche se non sono over 60. E poi ci sono tutti gli addetti ai pubblici servizi, persone che hanno contatto frequente con molte persone, quindi ha un maggior rischio di contrarre la malattia e anche di diffonderla, perché si può contrarre anche a volte in modo silente, ma essere portatori del virus e quindi contagiare le altre persone. E allora che cosa si deve fare quando si è, insomma, contagiati, si ha l'influenza? Qual è la regola generale da tenere? Allora, sicuramente la regola non è quella di prendere l'antibiotico, perché è un'infezione virale. L'antibiotico invece serve ad altro, perché sennò abbiamo poi un altro problema, che è quello dell'antibiotico resistenza, che è assolutamente una piaga della sanità in questo momento e negli anni a venire. Sicuramente la vaccinazione antinfluenzale previene molto le sindromi influenzali. Consideriamo anche che durante la campagna antinfluenzale ci sono anche delle altre campagne, come quella antipneumococcica, per lo pneumococco, quindi per la polmonite, per lo zoster, per il Covid, che, diciamo, non è finito, ecco, non è una cosa che abbiamo lasciato nel passato, e poi, che è una novità di quest'anno, anche abbiamo il vaccino per il virus respiratorio sinciziale, che è un nuovo vaccino. Il virus respiratorio sinciziale ha anche una componente importante nel panorama delle cosiddette ILI, quindi delle sindrome parainfluenzali. E quindi da quest'anno abbiamo anche una nuova vaccinazione che può essere utilizzata per prevenire questa patologia nei soggetti over 60 con patologie e nei 75 anni. Quindi abbiamo un'arma in più, ecco, di prevenzione da poter utilizzare. Quindi il medico di base e noi nei nostri servizi, diciamo, offriamo una protezione ad ampio spettro, ecco, per tutti i pazienti a rischio. E quindi possiamo vaccinare nella stessa seduta contro l'influenza e contemporaneamente contro il Covid. Abbiamo già il vaccino Covid con la nuova variante, cosiddetta JN1, è la sigla della nuova variante. Diciamo, per chi non utilizza questi termini tecnici, c'è un modo per identificarla?
che ne so, una volta si chiama la variante... un nome comune? No, ci sono sistemi di sorveglianza che okay. appunto fanno il monitoraggio, ecco, di queste varianti, anche perché è giusto fare appunto un monitoraggio delle varianti. Quindi noi abbiamo il vaccino con una delle varianti più emergenti, diciamo, negli ultimi tempi. E com'è questa variante emergente degli ultimi tempi? Più aggressiva, meno aggressiva? Ha dei sintomi diversi? In certo qual modo è attenuata la sintomatologia del Covid, però rimane seria e importante per le persone fragili, che sono fragili o per patologia o per età. Quindi la raccomandazione rimane di vaccinarsi contro il Covid, sempre soprattutto per queste categorie di persone over 60 o con patologie gravi. Una riflessione sui vaccini anti-influenzali. È stato dimostrato che nelle stagioni, nelle annate in cui la campagna vaccinale va, diciamo, a buon fine, nel senso che copre una fetta significativa della popolazione, e allora c'è meno incidenza della malattia. Quando invece questa campagna vaccinale, come è successo in qualche altro anno, non raggiunge, non penetra, diciamo, in profondità il tessuto della popolazione italiana, ci sono più casi. L'esempio tipico è stata la stagione 2020-2021, epoca in cui c'era il Covid, quindi si è raccomandata la vaccinazione antinfluenzale per fare la diagnosi differenziale. Chi era vaccinato con l'influenza probabilmente non era Covid la sua sintomatologia, e poi c'erano le misure di protezione, le mascherine. Quindi in quell'anno abbiamo raggiunto una percentuale molto alta di vaccinati e un'incidenza molto bassa di influenza. È stato un caso particolare perché avevamo aumentato le precauzioni, che purtroppo adesso abbiamo abbandonato un po'. Un vademecum proprio breve, un modo di comportamento per chi magari si ammala, quanti giorni deve restare a casa, che cosa deve fare. Abbiamo detto che non deve prendere l'antibiotico, questo senz'altro, però chi si ammala, che cosa deve fare? Sì, sicuramente riposo a casa, e questo ovviamente è anche un costo sociale per tutta la comunità, quindi la vaccinazione antinfluenzale ha anche questa valenza. E, ripeto, è una patologia virale, ovviamente varia da soggetto a soggetto se ci sono delle condizioni di rischio o meno, ma fondamentalmente, ecco, il riposo e appunto non assumere gli antibiotici. Questa è un'altra cosa che ci tengo a risottolineare, perché è importante appunto il corretto utilizzo dell'antibiotico. Quindi il riposo è una patologia che comunque un soggetto, ecco, senza patologie particolari in qualche giorno, ecco, si risolve. Chiudo con il dottore Morello per ricordare quando scatta la campagna e in sintesi dove può essere effettuato il vaccino, dove può essere... Dal 14 ottobre, cioè lunedì prossimo, nei nostri ambulatori con prenotazione e negli ambulatori dei medici in medicina generale che noi stiamo rifornendo già in questi giorni, e anche negli ambulatori dei pediatri di libera scelta. Benissimo, grazie allora al dottore Mario Morello, che è il direttore del servizio epidemiologia dell'ASP di Catania, grazie anche a Gabriele Giorgianni, che è il direttore del coordinamento delle attività vaccinali della città metropolitana di Catania, quindi città di Catania e della sua provincia. Buon lavoro per questa stagione, speriamo, insomma, che la vaccinazione poi riesca a proteggere tutti quanti noi dall'influenza, in modo che ci siano meno persone a letto, meno persone ferme, diciamo, perché anche l'Italia ne risente quando le persone sono ammalate e stanno a casa. Ci fermiamo ancora, fra poco parleremo d'altro, parleremo delle giornate FAI d'autunno. Insieme a Buongiorno Sicilia, in studio con me c'è Enrica Oliveri. Buongiorno Enrica. Buongiorno a te, grazie. Capogruppo dei Giovani FAI di Catania. Arrivano puntuali le giornate, in come primavera e in autunno. Chiaramente cambieranno, immagino, anche alcune location, alcune cose particolari, perché in primavera si possono fare determinate attività, in autunno, anche se ancora estate, in realtà si fanno altre cose.
2 giornate, sabato 12, domenica 13. Esattamente, come dicevi appunto la bellezza delle giornate fai d'autunno è proprio quella di scoprire e riscoprire ogni volta la nostra città con l'apertura anche di luoghi assolutamente inediti. Quest'anno e poi durante comunque le giornate fai d'autunno che sono sempre volute dai gruppi giovani, insieme al supporto ovviamente della delegazione, abbiamo scelto anche degli itinerari che siano proprio ancora più inediti, quindi con delle aperture che solitamente non sono visitabili, proprio per dare delle chicche alla nostra città. Quest'anno ci sono degli itinerari particolari che ci vuoi consigliare? Intanto quanti sono questi luoghi che potranno essere visitati? Assolutamente, noi come delegazione di Catania e con tutto il distretto, quindi con Acireale, il gruppo di Giarre Riposte e il gruppo Etna Nord, con delle aperture a lingua glossa, apriremo circa 14 siti. Mi fa piacere raccontarti un attimo del tema, perché abbiamo voluto appunto col gruppo giovani della delegazione di Catania sottolineare quello che è l'impegno, la costanza e la dedizione che mettiamo ogni anno nell'operato, essendo volontari e soci appunto della fondazione, e quest'anno abbiamo voluto dare un nome al tema che è quello di santi e di eroi. Come in passato i nostri santi, i nostri eroi hanno appunto raccontato e ci hanno fatto ammirare quelle che sono le bellezze della nostra città, quest'anno le riportiamo noi alla luce. Per esempio partiamo un po' anche Scorrono delle immagini, ci fanno vedere alcuni luoghi. Sì, e tra l'altro appunto l'impegno e la dedizione, quest'anno abbiamo avuto anche l'onore di Alberta Settuccio, oro olimpico e nostra appunto concittadina, che ha prestato la sua voce e il suo volto a quello che è il lancio e lo spot promozionale delle giornate FAI, proprio anche per raccontare un po' quella che è la sensibilizzazione che si vuole tradurre in una formazione delle coscienze. Noi come giovani in questo ci tentiamo appunto ci curiamo tantissimo, e soprattutto anche il fatto così di poter valorizzare ancora di più la nostra città e sviluppare un senso di appartenenza a quella che è la nostra città. Mi dici qualche luogo in particolare che sarà aperto, che magari non è stato aperto di recente? Allora, guarda, partiamo subito con una chicca che è Palazzo Paterno del Grado, nei pressi di Castello Ursino, che tra l'altro è un sito riservato, quindi per accesso agli iscritti FAI. Abbiamo anche la chiesa dell'Arciconfraternita di Sant'Orsola, dove tra l'altro quest'anno per la prima volta in assoluto anche a livello nazionale abbiamo portato delle guide per gli audiolesi. Abbiamo una partecipazione e ci teniamo tantissimo a quello che è l'inclusione con 2 progetti speciali, il progetto UDEPE e il progetto appunto che vede coinvolti la EFE, che è appunto l'associazione per gli audiolesi, delle famiglie per gli audiolesi, e quindi sarà possibile visitarle e dare accessibilità anche a chi appunto comprende tramite la lingua dei segni. Ancora Palazzo Scamacca del Murgo, di fronte alla chiesa di Sant'Orsola, con una mostra assolutamente particolare dell'artista Alice Grassi che vi consiglio di andare a visitare. E poi una chicca curata dal FAI Ponte Tra Culture, dove appunto vi ospiteranno e vi accoglieranno ragazzi di diverse nazionalità che partecipano al gruppo FAI Ponte, e la caserma di Sant'Angelo Furci. Accanto anche abbiamo la chiesa di Santissima Annunziata al Carmine. Quindi diciamo che c'è tantissimo da vedere, da visitare. Come si fa? Bisogna prenotarsi, bisogna presentarsi? Facilissimo, dalle 9:30 alle 13, dalle 15:30 alle 18 tutti i siti sono aperti, non è richiesta prenotazione, e quest'anno abbiamo fortemente voluto che siano tutti siti comunque abbastanza vicini tra di loro, anche per promuovere una mobilità più sostenibile in città. Quindi organizzatevi un itinerario, una passeggiata, avete 2 giorni, riuscite a farli tutti, andate anche ad Acireale, Giarre, con Palazzo Nicotere, a Riposto, con a Lingua Glossa, con 4 siti, tra cui Palazzo Previtera e il Sarpe, che io vi consiglio assolutamente di vedere, voluti dal gruppo Etna Nord. Diciamo è un weekend dove portiamo la gente a dire ancora che è bello meravigliarsi. Ma quello che è bello è vedere l'entusiasmo di voi giovani per queste iniziative. Il vostro gruppo è un gruppo molto numeroso, nutrito? Sì, siamo un gruppo molto numeroso e io sono onorata di farne parte da tantissimi anni e da pochi mesi di esserne anche capogruppo e poter essere voce appunto di tutti i ragazzi. Siamo circa quasi 30 che volontari attivi ogni anno, più tutti i giovani che poi con i corsi di formazione si avvicinano a partecipare durante le giornate FAI di primavera e FAI d'autunno, quindi Grazie. ci vedrete numerosi. Grazie Enrica Oliveri, che è capogruppo dei giovani FAI di Catania. Da domani, sabato 12 sino a domenica. Fino a che ora l'ultimo orario di domenica? 17:30, ultimo accesso ai siti. Benissimo, allora c'è tempo fino a domenica alle 17 per poter visitare questi meravigliosi luoghi che
non è che nella quotidianità ogni giorno riusciamo a vedere. Assolutamente no, spesso non sono luoghi accessibili, non sono luoghi visitabili, ma soprattutto grazie anche alle scuole, al progetto Apprendisti Ciceroni, avrete modo di scoprirli approfonditamente. Benissimo, grazie ancora Enrica Oliveri per i FAI di Catania. Noi ci dobbiamo fermare ancora, abbiamo da vedere le pillole dell'almanacco e poi tanto altro a Buongiorno Sicilia. Oggi 11 ottobre è la giornata internazionale delle giovani ragazze. Si tratta di una ricorrenza celebrata ogni anno per sostenere l'intero spettro dei diritti delle ragazze. Nel 1995 alla Conferenza mondiale sulle donne a Pechino i paesi hanno adottato all'unanimità la dichiarazione La piattaforma d'azione di Pechino, il progetto più progressista di sempre per promuovere i diritti non solo delle donne ma anche delle bambine. La giornata internazionale delle bambine focalizza l'attenzione sulla necessità di affrontare le sfide che le ragazze incontrano nelle loro vite, promuovere l'emancipazione ed il rispetto dei loro diritti umani. Sapete cos'è la fibra ottica? Si tratta di cavi velocissimi che inviano segnali sotto forma di lampi codificati di luce all'interno di fibre di vetro flessibili. La luce viaggia riflettendosi sulla superficie interna della fibra ed è cruciale l'angolo con cui il laser investe il vetro. Il multiplex permette di trasportare diversi segnali mediante laser di vari colori. Allora, prima di sentire cosa dicono oggi le stelle, c'è un aggiornamento di cronaca da fare dalla postazione della rassegna stampa, dall'azione delle news con Emanuela. Sì, Angelo, purtroppo ancora morte sulla circonvallazione di Catania. Un motociclista di 26 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sull'arteria stradale. Secondo una prima ricostruzione la moto avrebbe avuto un violento impatto contro un'auto che camminava nella stessa direzione di marcia in via Marco Polo in direzione via Vincenzo Giuffrida. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti di polizia che in attesa dell'arrivo del personale del 118 hanno tentato di rianimare il motociclista, ma purtroppo il 26enne non ce l'ha fatto ed è deceduto. Sicuramente ne parleremo e approfondiremo questa tragica notizia nel corso dei nostri telegiornali. Sì, sicuramente, grazie Emanuela. Adesso andiamo da Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno, caffè. Buongiorno Angelo, buongiorno Emanuela, buongiorno Sicilia. E allora, come da tradizione, il venerdì diamo gli auspici per questo weekend, che è un po' complesso. Infatti ieri accennavo di una luna non troppo facile per tutti i segni zodiacali, ma una luna che oggi ancora dal Capricorno si connette con Nettuno, mentre invece nel weekend stupirà tutti con effetti speciali relativi al segno dell'Acquario. Ebbene, fantasia per alcuni segni zodiacali, riflessione per altri. Sono soprattutto il Capricorno, l'Acquario e i Pesci i segni più interessati questo weekend da un rimpasto di fantasia, sentimento, passione, amore, uscite, mentre invece l'Ariete vuole di nuovo riallacciare i rapporti con gli amici e passerà il tempo questo weekend in una maniera molto corale con tutti gli affetti di una vita. Il Leone invece amerebbe assumere una maggiore chiarezza con il partner ed essere un po' più chiari, un po' più diretti, ma c'è anche la famiglia e c'è ancora una voglia di tornare in pista e di essere un po' più leggeri perché siete un po' stanchi. Sagittario, avete voglia di prendere in mano tutta una serie di faccende che riguardano il lavoro e gli effetti familiari e di farne tutto un gruppo di cose da rimandare alla prossima settimana, proprio perché questo weekend è dedicato a passione e a riposo un po' intimi. Cosa fanno i segni d'acqua? Cancro e Scorpione vorrebbero una maggiore concretezza, il Cancro deve stare un po' più buono, lo Scorpione deve semplicemente pazientare, non pensare a quello che non ha, ma a quello che già ha costruito. Per ultimi Terra, Toro, Vergine e Capricorno, un Toro che ha bisogno di essere ravvivato in amore, che finalmente può decidere di nuovo di tentare di comunicare con il partner, mentre invece la Vergine, dopo aver messo in crisi tutta una serie di faccende, questo weekend invece si
rilassa e si gode gli affetti. Per ultimo Capricorno, ebbene, la luna oggi è ancora da voi, ma vi saluterà regalandovi un sogno e anche una visione un po' più intima di voi, che preferirete stare dentro la vostra casa, nei vostri affetti e nell'intimità che a volte trascurate troppo per il lavoro. E detto questo, auguro a tutti un bellissimo weekend. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, chiaramente buon weekend anche a te. E in tema di diciamo fine settimana vediamo cosa ci offre la nostra Sicilia nella nostra rubrica dedicata proprio alle attività e quelle che sono poi diciamo gli eventi tra il venerdì, sabato e domenica. 12 e domenica 13 ottobre 2024, grazie alle giornate FAI d'autunno, giunte alla 13ª edizione, in Sicilia si contano 40 aperture straordinarie tra luoghi d'arte, storie e natura, insoliti e curiosi, poco conosciuti e valorizzati, alcune dei quali solitamente inaccessibili, che aprono al pubblico grazie all'impegno, alla creatività e alla passione dei volontari dalle 9 delegazioni della FAI Sicilia. Vi auguriamo un buon weekend e ci sentiamo la prossima settimana. E allora, buon divertimento per chi approfitterà di questi appuntamenti. Torno da Emanuela. Quanti secondi ho per orientare? 45. 45, allora sì, ce la faccio. Intanto siamo sul Corriere della Sera perché è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura. Per la prima volta vince un paese asiatico. La vincitrice è Han Kang, una coreana, è l'autrice della Vegetariana. Poi gli animali che scompaiono, siamo sempre sul Corriere della Sera. In mezzo secolo la fauna selvatica si è ridotta del 73%, il report declino irreversibile se non si cambia la rotta. E tra gli animali che stanno scomparendo purtroppo c'è l'elefante africano, il pinguino, e poi ci sono le specie sentinella che servono come anche per pulire l'ambiente. Per esempio il pesce pappagallo libera i coralli da alghe infestanti, l'avvoltoio rimuove carcasse, riduce la diffusione di malattie, tapiri e tucani, anche loro a rischio sparizione, diffondono i semi nella foresta. E velocissimamente, so che non si può dire ma lo dico lo stesso, allora cambia qualcosa per quanto riguarda i siti porno. Se prima bastava semplicemente dichiarare, era un'autodichiarazione di essere maggiorenni, dal 2025 sarà un po' più complicato perché si potrà entrare soltanto con lo SPID, la stretta sul web per difendere i minori. Il garante: anche per i siti di scommesse l'età dovrà essere verificata, privacy garantita. L'Italia è la prima in Europa proprio ad introdurre questa novità. Si parte nel 2025. Grazie Emanuela. Grazie allora, a te. l'11 ottobre del 1975, sabato pomeriggio, un classico di Claudio Baglioni, andava in vetta alla classifica e noi ci salutiamo per questa settimana con Buongiorno Sicilia proprio con sabato pomeriggio di Baglioni. Alla prossima Emanuela. A te Angelo, buon weekend. A voi. Passerotto, non andare via, nei tuoi occhi il sole muore già. Scusa se la colpa è un po'